Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina purtroppo dobbiamo dire all back è qui, la sottomissione è qui, la Sharia è qui, non è un allarme di noi inguaribili islamofobi di Radio Libertà, è una storiaccia agghiacciante raccontata ieri sera alla trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, ripresa oggi in apertura di giornale dalla Verità. Basterebbe il titolo: Sharia nei municipi italiani, accettato il ripudio islamico. Il ripudio islamico. La storia avviene ad Ancona e riguarda questa ragazza del Bangladesh che con nome di fantasia ovviamente nelle cronache viene chiamata Jasmine, che viene costretta ovviamente a un matrimonio forzato quando aveva 15 anni e da subito il matrimonio si rivela un inferno. Dice: mio marito mi picchiava, mi segregava in casa, finché denuncia l'uomo per maltrattamenti, e da un po' di tempo viveva in una struttura protetta in provincia di Ancona con dei bambini minorenni. Cosa succede? Succede che i suoi avvocati vogliono vedere gli atti del matrimonio, le carte, i documenti per, come dire, trarre fuori definitivamente questa donna da questo inferno, e scoprono che c'è un documento trasmesso dal Bangladesh registrato dal comune di Ancona. Il comune di Ancona dice che non è stata di registrazione ma di annotazione, ma comunque in questo documento quest'uomo ufficializza la pratica del ripudio islamico, cioè del divorzio unilaterale, per cui l'uomo decide sostanzialmente di ripudiare la moglie. Questa pratica del ripudio islamico, detta talak in arabo, talak, è proprio la forma prevista dalla Sharia, è codificata dalla Sharia, cioè un atto della Sharia è stato ritrovato negli incartamenti di un comune italiano. Non so se ci rendiamo conto, in base alla legislazione islamica, perché focalizziamo di cosa si sta parlando. Solo il marito è titolare di tale diritto, in quanto tra l'altro solo il marito nella tradizione islamica è un soggetto con tutti i crismi anche giuridici del caso, che egli può esercitare rivolgendo alla moglie la frase: io divorzio da te. Lo fa per 3 volte, il matrimonio è sciolto, la moglie è sostanzialmente cacciata. Ora dicevamo appunto che Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, di cui è andata in cerca la troupe di Fuori dal coro, ha detto che non è una registrazione ma è un'annotazione. Non c'è la possibilità di rifiutare un'annotazione perché è contraria all'ordine pubblico italiano. Ora capite che è surreale fare di questa debacle culturale devastante una querela burocratica, tecnicistica su annotazione e registrazione. Cioè in nessun caso, in nessuna forma, neanche la più soft, neanche la più formale, deve essere accettato in nessun ufficio pubblico italiano la pratica del ripudio islamico. Cioè mi pare di dire delle ovvietà, ma oggi l'ovvietà è, come dire, non è più tale, anzi è smentita dalla cronaca. Tra l'altro la troupe di Fuori dal coro ha raccontato, è andata anche dal bengalese in questione, che tra le altre cose ha regalato le seguenti perle: a mia moglie piace andare in giro come te, con i capelli sciolti e senza velo, ma la mia legge è altra cosa, la sua legge, cioè la sua legge, la Sharia islamica, che diventa, come dire, sdoganata alle nostre latitudini. Lei andava in giro da sola senza il mio consenso, motivo per cui quest'uomo ha pronunciato il ripudio islamico. Oggi, 2024, Ancona, Italia. Ora, se non suonano una sveglia culturale notizie devastanti come queste, io non so davvero più cosa ci serva. So invece che tra pochissimo è con noi il direttorissimo Vittorio Feltri per il Bamba della settimana. Vi aspetto a tra pochissimo, grazie.